Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, io sono Lord Perso e oggi siamo qui ancora per una campagna su Roma. Avevo proprio voglia di giocarci e allora non siamo messi benissimo, da quanto vedo, nel senso che, oddio, beh, neanche male, però insomma, allora l'obiettivo di questa campagna sarà quella di dare il colpo di grazia anche a livello storico, alla fine se proprio vogliamo, ai cartaginesi in Africa del Nord, proprio al centro e poi, boh, chi lo sa ragazzi, proseguiremo per questa parte. Ehm, per quanto riguarda invece Roma, nella parte nord, diciamo che è messa abbastanza bene, siamo abbastanza protetti, è chiaro, siamo in guerra un po' con tutti, però insomma, la parte spagnola faticherà ancora a muoversi. Mi preoccupa solo un attimo l'Egitto, sperando che non ci dichiari guerra, perché sarebbe un attacco dalla parte est che non è che mi piaccia particolarmente. E anche qui, guardate ragazzi, quanto sono sviluppati i Suebi. Mamma mia, mamma mia. Roma potrebbe vacillare, ragazzi. Potrebbe vacillare. Va bene, dai, andiamo avanti col turno e finiamo sta fantomima di Cartagine, ragazzi, che non se ne può più. Nemici si accentrano nel nord. Questi sono, va bene, sono, penso dei ribelli, penso. Li facciamo fuori velocemente, direi. Modalità equilibrio. Ho paura di perdere uomini. Andiamo in protezione, ok. Tanto l'obiettivo è farli fuori e direi che ce l'abbiamo fatta, perfetto. Ok, abbiamo perso 21 uomini, direi accettabilissimo, perfetto. Schiavi. E ce ne stiamo belli difesi a Tarraco. Ok. Ok. Fazione distrutta. Sembriamo sempre meno ragazzi sulla mappa, sempre meno. Ok, qua ci sono dei rivoltosi, direi di farli fuori. Andiamo a prenderceli. Perfetto. Ok, sono truppe che non sono pericolose, direi che andiamo a fare questo e ci siamo. Bene, tanto ne acquisiamo sempre più esperienza. Andiamo a ucciderli. Perfetto. Guardate quanti soldi ragazzi, mamma mia. Tantissimi. E così poco manpower. Perché? Perché? Allora, ok, perfetto, ci siamo. Andiamo a fare, a potenziare qui. Esperienza, assolutamente. Andiamo a fare campagna, assolutamente. Che andiamo un po' più veloci e... mm, ma sì, dai, facciamo astuzia, va bene. Perfetto, perfetto, qui siamo in controllo. Questi due qua sarebbero da unire, ma non adesso. Allora, qui abbiamo un esercito bello completo. Qui mi preoccupano un po', ma neanche più di tanto, a dire la verità. Allora, andiamo a rompergli le scatole a questi. Ok, scappano. Perfetto, adesso le nostre unità si possono curare. Andiamo a farli fuori definitivamente. Che mi hanno scassato veramente questi. Andiamo a... Andiamo giù leggeri o pesanti. No, direi andiamo giù aggressivi. Ok, questi due eserciti qua non mi impensieriscono onestamente. Ecco, adesso che non ho più la cavalleria, però un po' sì. Questi li andiamo a massacrare. Ok. Magari ci portiamo sul monte. Ok. E ce ne stiamo qui. Attesa di recuperare. Vediamo se posso recuperare ancora. Sì,
Qua direi che di prenderne un po' di tiratori perché non ne abbiamo proprio. E uno scorpione romano che può essere sempre utile. Poi andiamo a prenderci anche un'altra cavalleria. Sì, ne ho abbastanza. E siamo a 20, siamo al completo. Direi che va bene così questo esercito qui. Massilia e Cartagine intanto si alleano contro di noi. Mm. Maledetti cartaginesi, oh, sempre in mezzo alle scatole. Incredibile. Incredibile, sempre in mezzo alle scatole. Allora, qui intanto l'abbiamo fatto bene. Oh, ragazzi, finalmente. Allora, muoviamo un attimino ancora, giusto per essere sicuri. Ok, sembra che non ci sia nessuno. E si va a Leptis. Oh, importante tagliargli anche questa via di rifornimento. Va bene, ragazzi, questa non la giochiamo. Direi che siamo ampiamente... Ah, guarda, modalità protezione 87. Direi che sì, facciamo questa. Finalmente, ragazzi, finalmente abbiamo tagliato fuori questa rotta commerciale. Finalmente, finalmente, ragazzi. Andiamo a... mi piacerebbe radarla al suolo, a dir la verità. Tanto abbiamo i soldi. Dai, la radiamo al suolo. Perfetto, perfetto, ottimo. Sono contentissimo. E direi che il prossimo giro tocca a Macomades. Perfetto, allora loro sono in realtà di supporto, sono di supporto. Allora andiamo a vedere un attimo Leptis qua. Direi che lo convertiamo a romano, perfetto. Cosa gli possiamo fare? Allora, qui abbiamo cibo, qui abbiamo delle unità ausiliarie. Allora, vediamo. Un bosco sacro abbiamo. Potremmo andare un po' sull'alimentazione qui, anche se in realtà il porto. Anche se il porto. Sarebbe da riconfigurare tutto, di queste qua, però vabbè, adesso le lasciamo così. Facciamo. Sì, facciamo questa e facciamo la villa. Dai, andiamo su di cibo che dobbiamo costruire un sacco di strutture che ci tolgono via il cibo, ecco. Andiamo a prendere ancora il bosco, va bene. E ci siamo. Qua ho un generale che può essere potenziato, perfetto. Era anche scarsino il mio generale, quindi ci sta alla grande. Numero di prigionieri di guerra. Più 3 morale durante le battaglie del territorio nemico. Direi che è appropriato. E poi facciamo... Mm, no, gli diamo un po' di difesa e con la difesa gli possiamo dare la capacità di movimento, perfetto, che in Africa serve sempre, assolutamente questa col campo visivo. Facciamo più frecce, potremmo fare, sì, facciamo le frecce e le andiamo a potenziare, perfetto. Direi che questa unità adesso è anche abbastanza messa bene, decisamente. Allora, questa spia, mandiamola un po' più in qua e vediamo. Io mi porterei avanti a fare dei trattati con qui degli altri. Questi ci daranno del filo da torcere. Garamantia intanto totale meno 277 si ribellerà di sicuro. Loro no. Loro no. Ok. Garamantia invece potrebbe essere problematica. Potrebbe essere problematica, andrebbe gestita. Qua abbiamo 20. Ok, solo qua. Solo qui c'è l'esercito forte. Mm, ci potrei pensare, potrei portare la mia legione qui. Dopo che ho preso Macomades, c'è ancora sta maledetta rotta commerciale, va bene. Però dopo che l'abbiamo presa potremmo effettivamente andare verso, ehm, verso sud. O andare a prendere, a liberare anche Augila in modo tale da averla con noi. E mi sa che lo faremo. Allora avanziamo con i nostri. Qui dovrebbe essere al sicuro, quindi non dovremmo avere problematiche di sorta.
Ok, qui abbiamo le legioni di supporto, perfetto. La porteremo verso il ponte. Qui siamo già a 20, ok. Allora, va bene che la legione di supporto, però qualche unità diamogliela un po' di più. Mm, vabbè, cavalli. Diamogli un po' di cavalli, un po' di uomini. No, mi sembra un po' troppo. Diamogli i legionari normali e non riesco a prendere questi. Vabbè, dai, va bene così. Va bene così. Perfetto, perfetto. E qui abbiamo visto che Tarraco sono messi malissimo, però va bene. Ok, qua avevo una spia che ci controllava. Allora, adesso prendiamo la spia e la vorrei portare di qua, ma non ci arriva. Vediamo questi. Questo fin dove arriva? Ah, pochissimo, pochissimo di strada. Cioè, verso Roma, non c'è, va fino a capo al mondo. Qui no. Vabbè, allora, Tarraco è meno 17. Se io tornassi qui a Saguntum, questo cos'è? Secessionisti, aveva una barca, non penso siano in grado di prendere. Questo è un dilemma, ragazzi. Qui quanti sono? 11. Ci arrivano? Ci arrivano, sì. Allora, io direi a questo punto accorpiamo un po' di unità. Tipo questi li accorpiamo di sicuro. Anche questa legione qui, raga, è messa malissimo. Accorpiamo così. Anche questi sarebbe da accorpare. Che cosa faccio poi? Difendo con 4. Qui quanti uomini sono? Pochissimi. Pochissimi. Qua è un bel dilemma, ragazzi. Qua è un bel dilemma. Qua è un bel dilemma. Vediamo, se io provassi a usare la spia per bloccare questi, vediamo. Riduce la capacità del movimento del nemico, vediamo, dai. Ci infiltriamo in città, vediamo. Non riuscito. Porca miseria. Potrebbe essere un problemone. Allora. Saguntum me la possono attaccare. Quanto difende Saguntum? Ah, anche Saguntum è messa male. Allora, andiamo a Saguntum semplicemente perché c'hanno la caserma di Manipoli. Che qui non c'è. Speriamo bene, ragazzi. Non so se ho fatto bene a lasciare Tarraco, però ormai il dato è tratto. Lui lo porto indietro e gli do addestramento militare sperando che mi serva a qualcosa. Ok. Tanto comunque qui ho visto che non arrivano, ma in realtà se da qua riescono ad arrivare qui direttamente è inutile avere visione del campo. Piuttosto mi piacerebbe averla qui, visione del campo, che averla qua onestamente. Infatti poi adesso la porteremo qua nel prossimo turno. Meraviglia del Mondo, perfetto, conquistata. Ok, abbiamo conquistato un altro insediamento. Qui a Caralis possiamo dare un aumento, ma non lo faremo. Ok. Bene, qua intanto l'importante è che recuperino. Dovrebbero recuperare anche questi. No, non recuperano. Perfetto, ottimo, te pareva? Te pareva? Allora quasi quasi li fonderei questi, giusto per essere al sicuro. E siamo a posto. Va bene, passiamo all'ora di turno. Ok, via. Facciamo robe veloci. Lusitane, ok. Ok, se ne torna indietro, perfetto.
Pirati. Pirati all'arrembaggio. Sì, ma direi che a noi non ci fanno più nulla, quindi andiamo modalità aggressione. Tiriamo giù un po' di navi almeno. Ok, perfetto. Andiamo a rilasciare i prigionieri. Andate a fare danno da altre parti. I nostri alleati fremono per il combattimento, quanto vedo. Attenzione Garamantia che, come sempre, viene a rompere le scatole. Ma non l'attaccheremo per ora. Sovversione. Ok, missione fallita, sconfiggi l'esercito. Sì, buonanotte che ci andavo fino a lì. Protezione quasi terminata. Adesso andiamo a vedere un attimo come è messo il Senato. Riunione imminente in Africa, va bene. Grado aumentato del generale. Leggenda locale. Più 5 all'ordine pubblico. Per turno, ottimo. Allora, qua abbiamo un aumento della capacità del mio generale. Allora, meno disordini, interessante. Più morale durante il... Allora, esperienza, assolutamente, assolutamente. Facciamo questo e anche questo, dai. Manteniamo questa linea. Allora, manteniamo questa linea. Fatemi vedere qui. Questo lo andiamo a togliere. Ok, allora, fatemi vedere qui. Mio generale, intanto ho un figlio, Giulio, bene, sono contento. Fatemi vedere. Un leggendario gladiatore si avvicina alla sua fine all'arena e la gente in strada è in fervore, si chiede come finirà la sua illustre carriera. Ah, interessante. Allora posso dargli la libertà a quest'uomo, oppure tenerlo nell'arena e farlo guadagnare, oppure inviarlo in viaggio per ehm, alzare la romanità e la cultura romana o non fare nulla. Io manderei in viaggio, tanto non mi costa nulla. Potrei anche tenerlo nell'arena per guadagnare ancora di più, però i soldi in realtà ce li ho. Quindi direi che lo invio in viaggio, sperando di aver fatto roba gradita. Fatemi vedere un attimo, politica. Ok, ci sono anche questi in Parlamento. Cioè in Senato e Parlamento, scusate. Meno 7. Mogul. Più 2 alla lealtà per ogni provincia, che porti più di 5.000 alla ricchezza. È un patriota, quindi meno 5 alla lealtà per ogni armata nemica presente nel territorio nostro e odia i greci. Dobbiamo stare attenti a questa cosa qua della politica. Allora, posso assicurarmi la lealtà alla fine 1.500, dai. Assicuriamoci la lealtà. Ok, siamo andati a 3, poi vediamo. Ok, e anche un condottiero, quindi quando ci sarà ci lascerà, ci dichiarerà guerra, insomma, avremo delle problematiche perché essendo un condottiero. Vabbè, allora qui vedo una fastidiosissima. Ah, vabbè, ma poca roba. Ok. Allora, vediamo fin dove arrivo. Fino a qua arrivo. No, mandiamoli qui allora a questo punto, al ponte, e facciamo cambio. Questi li portiamo qui, che adesso sono una forza considerevole, Comunque, sono 11 uomini. Non sono da buttare via. Loro direi che vanno in fortificata e al prossimo giro fatemi vedere un po' com'è la situa qui, così giusto per curiosare un po'. Due eserciti. Mm, ok, ho capito. Va bene, sono contento di vedere finalmente tutta la costa. Visivamente, proprio vederla. Sono proprio contento. Questi intanto non ci hanno attaccati, sono rimasti qui. Bene. Potete fare anche un giro da sopra, eh? Fatemi vedere quanto. Tanto alla fine. Tanto alla fine. Facciamo un giro da sopra, dai. Fatemi vedere un po' cosa c'è.
Due, ma va bene, non sono particolarmente problematici. E poi ce ne andiamo sopra. Qui sto recuperando, sì, ottimo, 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 ottimo. Qui posso addestrare di nuovo. Questo non lo voglio fare, però voglio prendere delle unità. Non ho molto da prendere. Prima corte però. Prima corte, tanta roba. Allora, prendiamoci un po' di cavalli. Assolutamente. E poi mi prenderei... Wow. Allora, facciamo 3 cavalli e una prima corte. Dai, prima corte però 2. Prima corte però 2. Vabbè, ormai l'ho scelta. Dai, la teniamo così sperando non ci attacchino. Qui intanto Tarraco bene, sta salendo come uomini. Dai, qualche unità intera ce l'abbiamo, anche se fa schifo, però ce l'abbiamo. Non vedo cose marine pronte a farci la pelle, quindi andiamo avanti sulla costruzione e rafforziamo un po' gli uomini, bene, cioè le mura. Qui la teniamo così per ora, non c'è molto da fare. Andiamo sull'oliva, sulla coltivazione dell'oliva. Mm, Intanto Massilia diventa bella cicciosa. Bene, bene, bene. Guardate qua quanti uomini di difesa che ha questa città. Sono proprio contento. Qui andiamo a fare quasi quasi una fattoria. Sarebbe più 3200 più 1400. Non ce la faccio. O uno o l'altro. Io però quasi quasi andrei sulla fattoria, a dir la verità. Perché ho bisogno di cibo per i miei edifici. Andiamo sulla fattoria, poi risparmio qualcosina che posso ancora investire. Allora, qui siamo messi abbastanza bene. Questa addirittura è vuota, io potrei andare a prendermela, ma non facciamole un gordo. E poi devo scendere, ragazzi. Devo scendere. Allora, prossimo obiettivo cosa facciamo? Possiamo andare a Burdigala e tagliare la... Perché il problema è che qui le città sono messe in questo modo e che Tarraco ha bisogno di una mano. Tarraco ha indubbiamente bisogno di una mano. Tarraco ha indubbiamente bisogno di una mano. Potrei scendere qua con una legione e poi con 2 legioni o mi riprendo Cartago Nova, che sono messi parecchio male loro, e faccio fuori questa fazione a me avversa, liberando Saguntum, e poi vado di qui. Però è lo stesso progetto di prima, altrimenti, che è fallito, altrimenti da Tarraco io vado a prendere queste 2 città. E a questo punto forse Burdigala sarebbe sarebbe un'ottima città da prendere, o perlomeno da liberare, ecco. E tra l'altro ho anche le 2 legioni vicine, quindi io potrei andare qui, liberare Burdigala, che tanto a me non interessa adesso di avere in possesso, e poi liberare ancora una legione che mi tiene il controllo e l'altra farla scendere. Farla scendere, tra l'altro con la spia che sale è ottima questa cosa, dai. Allora la proviamo a fare questa cosa. Ci spostiamo. Io qui ho un personaggio, sì. Allora, tu caro mio. Questo è forte. Vediamo cosa gli puoi fare. Assassinio, 4%, oppure sovversione. Ma lasciamo perdere. Però mi fai da visione, da visiere. Andiamo qui. Sembra vuota.
Sembra vuota. Sembra vuota questa città. E io potrei arrivare. Io ci arrivo, ragazzi. Ci arrivo in un unico turno. Qui non sembra esserci niente. Quindi io direi che questo se ne va qui. E questo subito subito va all'attacco. Sarebbe interessante. 4, 7, 1, 5, 1. Sono 18 uomini. 18 più il generale. Che non sta reclutando in questo turno. Sarebbe interessante. Contro 17. Che però hanno bisogno di ripristinare. Oppure aspetto 2 turni che ho l'altra legione. Dai, aspettiamo. Aspettiamo, non facciamo gli ingordi. Fin dove arriva? Fino a qua. Tanto quello non sta reclutando per ora. Quindi non facciamo gli ingordi. Tu tanto ci arrivi, va bene. Ecco, allora a te do delle truppe in più. Tipo cavalleria, anche se durante l'assedio la cavalleria non è che mi... Vabbè, dai. Diamo una di cavalleria. E direi che va bene così. Fatemi vedere, posso dargli anche qualcun altro che non sia scarso? No. Va bene. Rimaniamo in questo modo. Speriamo vada tutto bene. E facciamo un altro giro. No, aspetta, lui però... Sì, ok, va bene. Andiamo avanti. Dai, dai, dai che ci prendiamo la costa del Nord Africa. Ok, viene a darmi fastidio, va bene. Mm. Questi? Ok, va bene. Si ribellano tutti adesso. Bene, bene, bene. Influenza più 10. Ottimo. Ottimo. Allora, ragazzi, qua sembrerebbe che non ci sia neanche il generale, addirittura. E qui siamo guariti abbastanza. Direi allora di tentare questo colpo gobbo. Allora, proviamo solo con una legione. Vediamo a vedere. Cioè, andiamo a vedere un po'. Solo con una legione ci dà abbastanza vincenti. Allora, però l'ariete ci vuole. Ariete medio, galleria media, no, ariete. 2 arieti e stiamo in assedio. Fatemi vedere un po' se c'è qualcosa, ma no, non mi sembra. Adesso con la spia andiamo a vedere qua e più o meno ci facciamo il quadro della situazione. Ok. Così poco a percorso. Maledizione. Maledizione. Lui lo tiriamo fuori e... No, guardate. Guarda qui Cartagine, maledetti. 11, non sono un problema per noi, dai, non sono un problema. Qui intanto rafforziamola, la città, perché c'è bisogno. Rafforziamola, quanto è? È ancora bassina. Beh, però dai, adesso ho anche il tiro che farà schifo, però fa niente. Allora... Tra poco però spawnano dei ribelli, eh. Devo stare attento. Potrebbero essere veramente una rottura di scatole questi ribelli. Potrei reclutare ancora delle forze volendo, sì. E potrei reclutare addirittura, ragazzi, una flotta. Una flotticina da mantenere lì. Non sarebbe così male. Una flottina.
così. Anche perché mi darebbe un po' di supporto su queste coste. Non sarebbe così male. Non sarebbe così male. Allora, Eptis assolutamente, andiamo avanti con le costruzioni, andiamo avanti con la fattoria, assolutamente. E ora andiamo a prenderci l'ultimo insediamento dell'Africa del Nord. Ragazzi, sono contentissimo, finalmente via i cartaginesi da questo lembo di terra. Via, e perdono ancora, e perdono ancora. Sono contentissimo. Oh, finalmente, ragazzi, anche l'ultima colonia rimasta in Nord Africa, nella parte perlomeno più ad est, è stata eliminata. Sono contento. Come ho fatto perdere tutta questa cavalleria non si sa. Probabilmente sono andato... Vabbè, lasciamo perdere. Radiamo il suolo. E perfetto, ci siamo presi la città, ragazzi. Perfetto. Quanto godo. Allora, qui però qualcosina di militare io lo farei, anche se in realtà abbiamo già una caserma di manipoli qui. Forse il militare non è proprio la cosa migliore. Allora, possiamo la possibilità di una cava? Sì, direi che la cava la facciamo. Ah, abbiamo due cave che possiamo fare, però io ho qualcosina di militare. Cavoli, così vicino all'Egitto. Vabbè, stiamo più neutrali, dai, sulla crescita e ordine pubblico. Allora, fatemi vedere una cosa. Con l'Egitto, come siamo messi? Noi che adesso confiniamo. Va bene, dai. Ma io... Ah, un patto di non aggressione. Magnifico, magnifico. Dopo andiamo a trovare questi, eh. Andiamo a trovare questi e... li massacriamo. Qui vedo che ci sono delle problematiche, però vabbè, dai. Tutto risolvibile. Ok, sono contentissimo, ragazzi. Sono contentissimo. Allora, direi che annulliamo l'editto e l'editto lo facciamo di qui. E andiamo sulla romanizzazione. Cosa dite? Romanizzazione. In modo tale che diventino subito romane queste province e non abbiamo problematiche di disordini come abbiamo invece qui. Qui è un macello, ragazzi. Allora, ma se io uscissi... no, ma sto facendo l'unità. L'unità anche abbastanza forte, quindi direi di tenerla. Tolosa, ora potremmo fare questo, però no. Massilia facciamo quello militare. Wow, costa un casino. Oppure, cos'è? Anche gradi di esperienza. Anche gradi di esperienza delle unità. Anche gradi di esperienza, ragazzi. Non sarebbe poi male. Anche il porto non sarebbe... È tutto bello. Andiamo a fare i gradi di esperienza, dai. E questo, andiamo un po' più sull'economia, che qua mi sento abbastanza sicuro. Abbastanza. Mediolano intanto mi farà poi anche qui la mega fortezza, quindi dovremmo essere abbastanza anche qui al sicuro. Qui mi sembrano proprio pochi pochi. Qui stiamo continuando l'assedio. Qui ci muoveremo in campo nemico e ci andiamo a spostare. Perfetto. Ok, magari giusto qua per proteggere un pochino la città, anche se spero che non sparino a Narbo. E direi che ci siamo. Direi che ci siamo alla grande. Ok, va bene, tutte robe che non mi servono e... che bello, ragazzi, vederla tutta romana, questa costa qua. Quanto l'ho sognato, mamma mia, di notte. Allora, niente, stavo dicendo a Tarraco magari facciamo creiamo una flotta. No, scusate, facciamo così, crea flotta, però ripristina tradizione. E ripristiniamo le barche e la ripristiniamo con un esareme da tiro, trireme da tiro, una quinquereme da tiro. Io direi un esareme con torre. Ovviamente la mettiamo qua.
Ok, che ci dà un minimo di protezione, proprio un minimo. Interessanti questi sono gli scaccioni. Ne prendiamo una. Una perché ci potrebbe servire, ci potrebbe dare una mano nella difesa. E basta. Tanto sono solo 500. Va bene. Andiamo avanti con un altro turno. Sì, dai, abbiamo tempo, dai. Andiamo un altro turno. Ah, non ho spostato la spia. Gli schiavi si sono ribellati. Questo potrebbe essere un problemone. Dove? Lo scopriremo. Attenzione, attenzione, ci vogliono fare una sortita, ragazzi. E le buscano di maledetto. Allora, in qualsiasi caso perdo sempre il 77% degli uomini. Allora, dovrei giocarla, ma non c'ho sbatti, ragazzi. Andiamo in modalità protezione. Tanto questa città comunque sarà nostra. Ok, ci siamo abbastanza. Guarda qua. Perfetto. E andiamo a ucciderli. Mm. Attenzione, attenzione. Gli Ceni hanno rubato il territorio ai Massilesi, signori, signori. Attenzione, almeno non siamo in guerra con gli Ceni. Questi ci ritentano. Niente, gli piace Salona, ragazzi. Io direi che andiamo in modalità aggressiva. Ciao, ciao, flotta. Perfetto. Sì, avevo perso niente. Li andiamo a rilasciare. Grande, grazie. Grazie ragazzi, state dando una mano incredibile. A parte che vabbè, avevo un esercito abbastanza grosso a Massilia, però ragazzi che mano incredibile. Assolutamente, modalità aggressione. Facciamoli fuori questi schiavi. Bene dai, bene bene, si sono immolati loro. Sono contento, io direi che... Allora, li vorrei schiavizzare, ma in realtà li liberiamo. Ok. Ok. Pensavo meglio però l'esercito a Massilia, eh? Cosa dite? Non erano così... lo sapevo che ci dichiaravano guerra. Ok, va bene, va bene. Va bene. Non chiedo aiuto ai miei alleati perché se Garamantia si piglia pure questo, è finita. È finita. Adesso l'andremo ad assoggettare, ragazzi, al nostro volere. Così avremo un alleato in più se Caramantia si ribella, è circondata. Allora, disponibilità di mercenari. Va bene, dai, facciamo una disponibilità. La rivolta praticamente l'abbiamo già sedata. Tarraco, una rivolta. Cartagine, una rivolta. E una fazione distrutta. Wow, 13.000. Wow. Wow, wow, wow. Bellissimo. Allora, ok. Allora, prima di tutto tu adesso mi devi dare visione perché noi abbiamo... Ah no, c'è. Ok, visione c'è. Questi non arrivano, vero? Non arriveranno qui, spero che non siano in grado. Fatemi vedere un po'. Ecco, fammi vedere cosa c'è qua. Ok, non c'è nulla. Allora, rimani qua. Voi non siete messi benissimo, ma ecco, lo sapevo, mi ha bloccato. Vabbè, allora a questo punto direi che ci prendiamo l'insediamento, vediamo. Vabbè, assolutamente. Assolutamente, andiamo in modalità di protezione, tanto l'insediamento lo prendiamo comunque.
Benissimo. 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 Perso una cavalleria, fa niente. Lo andiamo a liberare, ragazzi. E abbiamo un alleato di Roma. Finalmente abbiamo... Eccolo qui, perfetto. Un alleato di Roma che controlla il passaggio. Assolutamente. Ci facciamo pagare. Assolutamente, perfetto. Ottimo, guardate che adesso ci ha dato della visione. Benissimo. Per il commercio. E ce ne torniamo. Guarda, guarda, guarda che riesco a entrare a rientrare nella mia terra e recuperare così le energie. Ottimo. No, non le recupero. Vero? Vero? No, infatti. Vabbè. Però intanto... Ok, andiamo a potenziarci. Andiamo a potenziare anche la distanza. Macchina assedio non mi interessa. Cioè, oddio, questo ha le macchine d'assedio, non mi ricordo, fatemi vedere. No, non ce le ha, ma ce le ha lui. Sì, ce le ha lui. Allora, io direi che una gliela giro. Visto che è bravo con le macchine d'assedio, gliene lasciamo una. Ok. Lui... Allora, vedete ragazzi, guardate. Guardate gli ceni. Gli ceni, che figata. No, vediamo, scusate, della mappa dall'alto. Guardate qua gli ceni. E anche qui ci sono. Quindi Marsiglia è stretta tra due territori che la odiano. Ah, c'è anche oro qua. Interessante. Interessante questa cosa. Ok. È stretta tra due che la odiano. Perfetto, perfetto. Per noi è ottimo. Allora, questa legione direi che se ne starà qui. Quest'altra potrebbe scendere o a questo punto potrebbe muoversi in quest'altra direzione. No, andiamo in soccorso di Tarraco prima che succeda quello che non deve succedere. Tu te ne vai a Tolosa. Marsiglia. Allora, cittadina mercantile, il porto. Sì. Adesso vediamo un attimo cosa fargli fare. Qui non faccio più nulla perché ho paura che... questi quanto ci piegano per arrivare? Cacchio. Rischiamo di perdere Saguntum. Direi che è accettabile perché la perdita di Saguntum ci porterebbe a... cioè vabbè, andrebbe bene. Andrebbe bene perché vabbè, a parte che è abbastanza difesa e difendibile qua, vabbè. Purtroppo le unità sono quelle che sono. Poca roba. Pochissima roba. Però prendere Tarraco è un attimo ritornare a Saguntum e avrei una seconda legione in supporto. Non questo turno, però ce l'avrei. Però ce l'avrei. Dai, potenziamo questa. Ballista, perfetto. Ce l'avrei. Perché io perdere il Tarraco che l'ho appena potenziata mi girerebbe le scatole. Dai, andiamo a prenderci l'esercito ribelle. Magari questi li porto qui a Saguntum, dai. Facciamo cambio. Ok. Dai, fuori dalle scatole. Benissimo. Prossimo turno ritorneremo forse in quella direzione. Voi schiavi, vi siete ribellati e andrete a fare gli schiavi. Benissimo, posso già tornare indietro di uno. Cioè di un po'. Torniamo indietro allora. E qua portiamo la flotta, che comunque sono due di difesa in più. E direi di andare avanti ancora a fare la flotta, anche se fa veramente schifo. Però andiamo sui peregrini, Andiamo sui peregrini, non esageriamo. Tu vieni qui. Wow, troppo tempo.
Troppo tempo per spostarci, ragazzi. Allora, qui abbiamo un sacco di... guardate quanto guadagno poco. Mamma mia, cosa è successo? Che ho fatto romanizzazione, forse ho cambiato l'editto. Per quel motivo. Ma spero di no. Questi qui ci avevano dichiarato guerra. Allora andiamo... Torniamo qui. Cioè, torniamo, andiamo qui. Wow, le caprette. Allora, questo ha Macomades. Macomades, io quasi quasi gli farei veramente una torre per aumentare le guarnigioni. E anche l'ordine pubblico. E facciamo una torre. Allora, vediamo un attimo i nostri nemici. Sembrano tranquilli. No. Sì, sembrano tranquilli. Allora, potrei spostare un po' di truppe. Le spostiamo. E le spostiamo sul confine. Attendiamo che il nostro esercito torni. Ok, qui 20, 20 perché ci sono questi. Va bene, allora li lasciamo così, così almeno si sfogano e ci aumenta il piacere nella regione. Ok. Il prossimo giro li attacchiamo questi. Tanto questi si stanno curando. Ok, questi sono 11, quindi non sono neanche pochi. L'unica è la cavalleria, ma va bene. 6 turni, va bene. Ok ragazzi, spero di avervi accontentato, nel senso che finalmente siamo riusciti a difendere le nostre città. A questo punto io direi ragazzi di costruire però un porto. Allora, Tarraco io vorrei un porto militare e... Niente commercio, andiamo sul produttore di mattoni. Sì. Qui ci devo pensare un attimo, però. Ordine pubblico, ordine pubblico, ordine pubblico. Reintegro delle unità. Un po' più marcato, influenza culturale latina. No, andiamo a fare una fontana. Ok. Vediamo se c'è qualcosa da potenziare. Questo sarebbe da potenziare, sì. E ci andiamo a fare... meno 8 sono. Andiamo a farci un acquedotto, dai. Che aiuta sempre. Qui sarebbe da potenziare e facciamo un più 16 dalla ricchezza derivante da tutte le risorse. Ci dà meno difese, però ci fa guadagnare di più. Io direi di fare questo. Tanto il cibo sta scendendo, spero non troppo, onestamente. Ordine qua è un po' bassino. Si può fare di meglio, ma va bene così per ora. Meno 4 al cibo, meno 4 al cibo, aspettiamo. Va bene, direi che ci siamo, dai ragazzi. Piano piano. Ce la dovremmo fare. Va bene, gameplay lunghissimo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi.